Poi pittura fresca, immagino. Siamo in pittura secca noi. Sì. Benvenuti, ci riproviamo ad una nuova puntata di Fatti Scoprire. Come tutti i martedì siamo in diretta su tutte le piattaforme di Rocker TV. Quindi no, non sono diventata la batterista della Rocker TV Band, ma sono comunque la conduttrice di Fatti Scoprire, appunto il format dedicato alle band underground italiane per ora. Ragazzi, dicevo prima, loro sono numericamente quasi come gli Slipknot e anche come Outfit. Quindi dite agli amici di Rocker TV chi siete e cosa fate. Ciao a tutti, sono Elia, detto Lillo per gli amici. Io sono Marco, detto Zio Baffo. Io sono Nazario, detto Nazza J. Frank. Io sono Thomas, per gli amici Doc. Io invece sono Leonardo, Sergio per gli amici, e noi siamo le Erbe Gravigne. Siamo una band dal Veneto. Siamo 5 deviati mentali che propongono musica in italiano, inediti ovviamente, e in italiano e nella nostra lingua, il dialetto veneto, che male non fa. Assolutamente. Tipo i pittura fresca. Oh, molto bravi loro. Molto bravi. Sono brava anch'io che mi ricordo questa reference. Però quindi siete fan dei pittura fresca, immagino. Siamo in pittura secca noi. Sì. Bello, bel nome, però potrebbe essere un bel tributo. Ragazzi, domanda difficile, perché vi ho già anticipato, ma lo so che comunque è complessa ugualmente. Allora, cosa serve secondo voi per passare dall'essere una band underground all'essere una band mainstream? Allora, la cosa necessaria secondo noi è l'originalità e non aver paura di essere originali, per paura magari di seguire una moda, seguire una massa, cioè se hai un'idea o qualcosa, di andare oltre ciò che è il mainstream e dire la propria opinione, mettendo anche in conto che può essere a qualcuno a cui non va bene o non piaci. Cioè questo fa parte del gioco, perché sennò è giocare in casa ma è essere una goccia d'acqua in mezzo al mare. Certo, giusto. Vi faccio una domanda più leggera, però come mai vabbè, è banale, ma immagino già, come mai la scelta di questo outfit? Perché ho detto siamo le Erbe Gramigne, perché non vestirci da giardinieri? Mi sembra giusto, mi sembra molto giusto, molto giusto. Quindi dal giorno zero, cioè voi vi siete trovati e vi avete detto mettiamo su una band, chiamiamoci così e ci vestiamo cosà. No. Sapevo di mettervi. Magari fosse andata così. È stato un lungo parto mettere su questo progetto. E che dire, adesso siamo qui, siamo al completo e insieme abbiamo deciso di diventare i giardinieri del vostro giardino. E quindi, visto che dal merchandise e dalle views non guadagneremo niente, almeno fateci tagliare i vostri orti, insomma. Non chiediamo tanto. Perfetto, allora. Quindi questo è un appello un po' agli amici che stanno seguendo questa diretta, va bene. Ma torniamo a parlare di musica. Noi vogliamo sfoltire la trap. Bello, ci piace. Bello. Questa è una bella. Questa diventerà virale, poi tagliatela e diventerà un reel viralissimo. Ragazzi, qual è l'aspetto che vi contraddistingue dalle altre band? Parlando per quanto mi riguarda, secondo me è la nostra diversità, perché veniamo tutti da generi musicali anche se simili però diversi tra loro, e secondo me il portare questa diversità è il nostro punto di forza, perché possiamo coinvolgere molte persone e anche i nostri gusti. Basta. Giusto. Avete altro da aggiungere? Ma penso che forse loro saranno d'accordo con me che comunque noi puntiamo alla genuinità, quindi fare canzoni che possono parlare di un argomento specifico piuttosto che magari di momenti di vita. Cioè le nostre canzoni nascono da un'ispirazione ben precisa e dalla condivisione magari anche di momenti di vita, brutti o belli che siano, quindi si punta soprattutto alla genuinità del progetto fine a se stesso, mai dire faccio una canzone perché voglio parlare per forza di quella cosa là. Cioè quel giorno là magari qualcuno scrive una canzone perché è l'argomento del giorno. Ok, perfetto.
Allora, quindi la genuinità farà parte sicuramente del vostro quotidiano in quanto band. E in questo quotidiano c'è un aneddoto che vi è successo durante le prove, durante un live? Si possa raccontare oppure no? Allora, possibilmente legale, però nel senso io mi tolgo da ogni responsabilità. Quindi... Diciamo che io ho il vizio di cecchinare il pubblico e i miei amici qui con le bacchette, perché a volte, molto spesso, mi partono così, però non è mai morto nessuno finora. Il video di Benetton, il nostro primo singolo, mi sono trovato in una situazione in cui il regista ha voluto che l'assolo fosse fatto in una determinata maniera in mezzo all'acqua, cioè purtroppo è andata sull'alta marea, quindi alla fine delle riprese mi sono ritrovato in mezzo all'acqua, cioè in mezzo all'acqua di mare, quindi è stata cioè da salvare, uno strumento da salvare. sì, un pochino all'Apocalypse Now, con l'erba alta, con la chitarra alta. Però è andata bene, o sbaglio? È finita bene? Sì, è andata bene. Tu hai qualche aneddoto che... Ma l'unico aneddoto che posso dire è che io sono l'ultimo entrato nel gruppo, sono le Pianole, e quando i ragazzi qui mi hanno contattato in realtà erano già in fase di registrazione del primo album, che ricordiamo tutti uscirà il 18 di ottobre, quindi questo è molto importante, e quindi io sono entrato sostanzialmente per portare un ausilio, per suonare una canzone all'interno del loro album. Da quel momento lì in poi hanno cominciato a cagarmi il cazzo, non so se si può dire, fin tanto che a un certo momento ho deciso di entrare nella band, nonostante anche anagraficamente insomma abbia un'età un po' diversa da loro, ma sì, effettivamente sono più giovane di loro, io mi trovo un po' a disagio con loro che sono tutti anziani, e quindi però ecco, questo poi è una cosa simpatica alla fine, insomma siamo diventati 5, è un bel progetto e adesso ci sentiremo. Dai, allora ragazzi, io vi lascio suonare, vi ringrazio perché è sempre bello quando una band apre le danze delle puntate di Fatti Scoprire, quindi buon divertimento a voi che ci state seguendo e buon divertimento a voi che suonerete. A dopo.